Oggi siamo a Vendicari per festeggiare i 40 anni del sistema delle aree naturali protette della regione siciliana. È un bell'evento, una grande occasione di riflessione su quanto e cosa significa oggi tutela dell'ambiente. Quando il sistema delle aree naturali protette è nato, occorreva tutelare l'ambiente dalle colate di cemento, dall'abusivismo edilizio, dalle speculazioni edilizie. Oggi, nell'era del cambiamento climatico, chiaramente l'ambiente deve essere tutelato da altri fattori. È un lavoro che stiamo facendo come assessorato insieme al governo della regione e insieme al sistema delle aree naturali protette della regione siciliana, che ha contribuito al mantenimento di questo patrimonio e della biodiversità siciliana che ci rende famosi in tutto il mondo. 40 anni della riserva di Vendicari, un risultato per la nostra regione ma soprattutto un risultato per l'ambiente, per i turisti che vengono a visitare quest'area del sud-est, della Valle di Noto, che vengono ad apprezzare la bellezza della fauna e del paesaggio, un bene prezioso che va custodito, tramandato alle nuove generazioni, ma soprattutto un grande valore aggiunto, un valore aggiunto nella produzione anche agroalimentare, un valore aggiunto di quello che è lo sforzo che noi dobbiamo come regione mantenere per salvaguardare l'ecosistema e per renderlo fruibile oggi a finalità turistiche. La grande sfida lanciata 40 anni fa, che oggi raccoglie frutti anche nello sbigliettamento di quella che è una riserva orientata che guarda alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico ma soprattutto alla grande biodiversità che la nostra regione ha. Siamo un'isola straordinaria, in un'Italia complessa, dove la grande varietà culturale ma soprattutto la grande varietà ambientale fa vincere i territori. Questo territorio ha vinto già da tanti anni e oggi ricorriamo una data importante per nuovi traguardi ma soprattutto per un nuovo successo che la nostra isola deve avere nella salvaguardia del paesaggio e della sua valorizzazione.